Questa realtà è una realtà di sanità privata dove tuttavia i grandissimi investimenti sulla migliore tecnologia disponibile testimoniano di come la priorità per questa casa di cura, diciamo che non è il ricavo, ma è il risultato migliore possibile per il paziente. La priorità è la salute del paziente. A testimonianza di questo, in questo disgraziato 2020 appena finito, la casa di cura ha comunque portato avanti grandissimi investimenti, dotandoci di una nuova apparecchiatura TAC a doppia sorgente e di una nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, nuovissime, che sono il massimo della tecnologia attualmente disponibile sul mercato e che ci sostengono tutti i giorni con ogni singolo paziente che esaminiamo nell'offrire le diagnosi radiologiche più precise possibili. Parlando proprio di tecnologia all'avanguardia, questo è l'ultimo arrivato. Sì, questa è l'ultima macchina recentemente acquisita dalla casa di cura, è una risonanza magnetica Siemens Magnetom Sola da 1,5 Tesla, è lo stato dell'arte per quanto riguarda la tecnologia di risonanza magnetica e ha tutta una serie di vantaggi rispetto alle apparecchiature medie. È la macchina col tubo più ampio, è una macchina costruita per dare grande comfort ai pazienti e pertanto per aiutare tutte quelle persone che magari soffrono di claustrofobia, che devono entrare in macchine così un pochino anguste, e questa sicuramente offre il miglior comfort possibile, offrendo contemporaneamente le migliori prestazioni diagnostiche per l'individuazione di eventuali patologie. E questa, dottore, è una TAC di ultima generazione? Sì, questa è la nuova Siemens Somaton Drive doppia sorgente, anche questa è una macchina di ultimissima generazione, consente di effettuare esami in estrema velocità, dando dosi di radiazioni veramente minime. Ci è capitato di confrontare la dose di radiazione somministrata ad un paziente che aveva fatto lo stesso esame con la nostra macchina precedente, che era già un'ottima macchina, e abbiamo misurato un calo della radiazione somministrata quasi dell'80%. Chiaramente la tecnologia non è l'unico strumento necessario a ottenere le migliori cure per il paziente, ma anche il rapporto umano cerchiamo di offrire il meglio di noi stessi con ognuno dei pazienti.